Oggi, con l'apertura del cantiere di Idee Treviserò, inizia di fatto il tratto di strada più impegnativo e vorrei dire però anche il tratto di strada più importante per il nostro partito e per il gruppo che lo rappresenta in Consiglio Comunale. Si tratta di iniziare, come ben ha spiegato il segretario comunale, di raccogliere idee, proposte per realizzare un progetto di governo della città alternativo alla Lega, perché dopo 20 anni, tali saranno pressappoco nel 2013, dobbiamo mandare a casa la Lega, dobbiamo mandare a casa Gobbo, dobbiamo mandare a casa Gentilini e insieme a loro anche i sodali di questa legislatura, quelli del PDL. Su questo penso siamo tutti d'accordo. La strada da percorrere non è tutta in discesa, il traguardo è tutt'altro che scontato. Io credo che molto dipenderà anche dal lavoro che continueremo a fare, come finora è stato fatto del resto in Consiglio Comunale. In questo senso allora il contributo di Treviserò nei prossimi mesi sarà fondamentale per noi consiglieri comunali, perché si tratterà di disegnare, con gli strumenti di cui possono disporre le forze politiche di minoranza, la Treviso che vogliamo e che ci candidiamo a governare. Un lavoro che il nostro gruppo consiliare svolge con assiduità di impegno e in tutti gli ambiti e i temi dell'amministrazione cittadina, dal momento stesso, dal giorno in cui ha preso posto, ma non si è seduto, sui banchi di Palazzo dei 300. Ad oggi l'attività del gruppo consiliare del Partito Democratico, oltre alla presenza in aula e nelle commissioni, è consistita nella presentazione di 107 interrogazioni, di cui 43, badate, non hanno ancora ricevuto risposta, 30 mozioni, di cui 5 non sono state ancora trattate, 31 ordini del giorno, di cui 7 non ancora esaminati. Interpellanze, mozioni e ordini del giorno, oltre a comunicazioni in aula, con cui abbiamo sollevato temi e problemi importanti, strategici, alcuni altri dettati dall'emergenza. Annullamento dell'ombra longa, la ridiscussione del progetto del Park Vittoria. Abbiamo fatto per questo un consiglio comunale alternativo al Riccatti. I mulini Mandelli, la pedonalizzazione del centro storico, la revisione del progetto di velodromo in zona San Giuseppe, la proposta di raccolta differenziata dei rifiuti. Ricordiamo che siamo la provincia più riciclona d'Italia e avevamo ottenuto anche la sperimentazione dall'ex assessore Zanini del porta a porta, mai avviata peraltro, nei quartieri di Sant'Angelo e Canizzano. Poi richiesta di approvazione del documento preliminare del piano di assetto del territorio, ci tornerò fra un attimo, la messa in sicurezza di Via Cisole, l'opposizione a nuove lottizzazioni che altro non producono se non lo spreco del territorio e la svalutazione del patrimonio edilizio esistente. La riprogettazione della viabilità nel quadrante ovest della città, l'approvazione di misure antismog, il piano di investimento per realizzare l'acquedotto nei quartieri di Canizzano e Sant'Angelo. E poi assolutamente carenti, circa, pensate, il 5% del bilancio comunale gli interventi dell'amministrazione Gobbo nel settore sociale. Come gruppo, a questo proposito, siamo intervenuti per chiedere contributi a anziani con pensione minima, ma anche a giovani coppie separati con figli a carico. Investimenti per ristrutturare gli alloggi di edilizia popolare, aiuti economici a favore dei trevigiani colpiti dalla crisi economica, anagrafe delle persone anziane. E invece l'amministrazione, invocando il patto di stabilità, ha sempre respinto le nostre proposte. A proposito di finanze del Comune, in occasione della presentazione del bilancio annuale ogni anno, il gruppo del PD ha presentato una media di circa un centinaio di emendamenti. Dobbiamo dire che alcuni di questi sono stati poi anche accolti. Sul piano culturale continuiamo a batterci soprattutto per rivendicare gli spazi pubblici, opponendoci alla alienazione delle ex sedi circoscrizionale, e per la promozione di eventi culturali, poi ne parlerà più diffusamente amico Franco Bianchin, che è responsabile del gruppo cultura, e poi per incentivare anche la promozione della pratica sportiva. Ma è su un nuovo progetto di città che il PD deve far da subito sentire la sua voce, a cominciare dal PAT. A 7 anni esatti dall'emanazione della legge regionale di governo del territorio, il Comune di Treviso non ha ancora predisposto il previsto e richiesto piano di assetto del territorio, il PAT appunto. Uno strumento non solo di pianificazione urbanistica, ma una vera e propria bussola per affrontare e dare risposta ai problemi ambientali, sociali, economici della città. Ecco, io credo che nei mesi che ci separano dalle amministrative del 2013 il ruolo nostro, insieme a quello delle minoranze, delle altre minoranze presenti in Consiglio Comunale, possa e debba essere diverso.
Nelle ultime settimane è stato portato a termine un lavoro in sede di commissioni consiliari, Commissione Bilancio e Commissione Affari Sociali, che aveva preso avvio da una richiesta precisa e determinata proprio delle minoranze, che nel Consiglio Comunale di aprile avevano depositato 2 ordini del giorno, l'uno per dare un aiuto ai molti, purtroppo, trevigiani che stanno provando sulla propria pelle gli effetti dell'attuale critica congiuntura economica, e l'altro ordine del giorno per cercare delle soluzioni alla crisi del centro storico. Ecco, nei mesi scorsi le commissioni hanno lavorato alacremente, consultando attori sociali, associazioni e categorie. Sono stati appena licenziati 2 ordini del giorno condivisi da maggioranza e da minoranza, che approderanno ora in un consiglio comunale straordinario tematico che si svolgerà presumibilmente nei primi giorni di dicembre. Ecco, di questo ordine del giorno poi più diffusamente si parlerà, in particolare su quello del centro storico farà un passaggio il consigliere Tonella, che è appunto il nostro rappresentante nella Commissione Bilancio, ma non è immodestia, perché la realtà dei fatti, affermare che su 2 aspetti essenziali per il governo della città, quello sociale appunto e quello economico-produttivo ma anche culturale, l'agenda alla maggioranza l'hanno imposta le minoranze, che hanno saputo portare l'attenzione di questa giunta sui problemi veri della città, in particolare, ripeto, quelli di carattere sociale, da sempre in fondo alla lista dell'amministrazione Lega-PDL. Nello specifico abbiamo ottenuto la condivisione di un fondo, o meglio di implementare il sostegno economico, il finanziamento per un fondo a sostegno delle locazioni, fitti a equo canone, erogazioni economiche per il minimo vitale, interventi a favore dei senza tetto, spesa per assistenza sanitaria e farmaceutica per indigenti, contributi per assistenza per le scuole medie e sostegno alle famiglie per acquisto di libri. A tutto questo poi si sono aggiunte anche 2 proposte tipiche nostre del PD di 100.000 euro in più a quelli previsti per le scuole materne paritarie e un primo finanziamento di 10.000 euro per un progetto da realizzare con le associazioni familiari volto a costruire reti familiari e genitoriali. Ebbene, è questa la ragione che mi porta a credere che nei prossimi mesi queste minoranze che sono presenti in Consiglio Comunale dovranno proseguire e perseguire questa strada e questo traguardo. Dico di più. Io ho visto in sala alcuni colleghi, ho visto alcuni capigruppo, c'è Paolo Camolei, ho visto Alfio Bozzonello, Sossio Vitale, non so se ci sia anche Nicola Talmi, aveva detto che sarebbe venuto. Ebbene, io dico a questi colleghi, gli altri consiglieri comunali di minoranza, che in questo anno e mezzo dovremmo e potremmo fare delle prove tecniche di governo. Nel 2013 Treviso e i trevigiani si attendono e meritano una amministrazione capace di far dimenticare il 20ennio leghista. In questo senso allora il nostro compito, e ho finito, deve essere quello appunto di metterci davvero insieme e di provare, dimostrare che siamo capaci e siamo pronti a governare questa città. Grazie.